Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Finalmente si ritorna a parlare di Napoli, Waiu. Oggi, premessa, non uscirà il video sulla carriera allenatore perché uscirà proprio questo video di aggiornamento in vista di Napoli-Torino. Signori, le ultime news parlano di un Napoli in guai seri per alcuni giocatori. Osimhen non dovrebbe recuperare per la partita di sabato, Politano idem, e nelle ultime ore Waiu si è affacciato un nuovo problema per Luciano Spalletti. Stiamo parlando di Irving Lozano, ragazzi, sì, perché il buon Lozano ha riportato uno stiramento muscolare con la propria nazionale. Quindi, ragazzi, molto probabilmente il buon Lozano si salta questa e la prossima partita di Champions League, se non sbaglio, perché poi si dovrebbe giocare subito in Champions League. Quindi che dire, aiù, proprio la sfiga in questo momento dove tu vai a perdere due giocatori di quel ruolo, perché giocano tutti e due esterni, perdi sia Politano e sia Lozano. Benissimo, va benissimo così, c'è Zerbin che dovrebbe subentrare al posto di quest'altri due. Occhio però, perché secondo me si potrebbe optare anche per un'idea Zerbin dal primo minuto. Occhio però a Elmas, oppure Kvara da quel lato, Elmas di là. Quindi sappiamo che Spalletti queste cose ce l'ha, queste cose di cambiare i moduli, di cambiare i ruoli ai giocatori ce l'ha, il buon Luciano Spalletti. Dove ci eravamo lasciati però, ragazzi, perché questa cosa va detta, perché noi ci siamo lasciati per 15 giorni, quant'è? 15 giorni, una settimana? Sì, perché c'è stata la settimana delle nazionali, quindi una settimana di stop, quindi andiamo a riprenderci la buona e vecchia classifica della Serie A, ragazzi. Domani premessa, domani ci sarà no, Giovanni gioca la Serie B. Premessa, domani ci sarà la conferenza stampa come di consueto di Luciano Spalletti. Luciano Spalletti che parlerà alle ore 15, no, sì, alle ore 15, il buon Luciano Spalletti alle ore 3. Comunque siamo primi in classifica, ragazzi, vi rinfresco un pochino la memoria. Siamo primi in classifica con 17 punti a pari punti con l'Atalanta. Noi dovremmo affrontare il Torino che attualmente è al nono posto con 10 punti in classifica. Occhio perché questa partita potrebbe essere fondamentale, perché naturalmente vanno a giocare sia Inter-Roma, va bene, si affronteranno Inter e Roma in questa di campionato. L'Empoli in casa con il Milan, e lo sappiamo che l'Empoli in casa potrebbe creare qualche problema al Milan, come ce l'ha creato a noi, come l'ha creato alla Roma, salvo poi la Roma vincere. Però è stata una partita veramente bella, bella, bella. Che dire, Waiu, cosa mi aspetto? Io mi aspetto continuità, però c'è un problema. Qual è questo problema? Il problema sono le nazionali, perché i giocatori che hanno giocato di più in questa fase di Nations League, ragazzi, sono proprio i giocatori del Napoli. 1700 minuti, poi dopo c'è l'Inter a 1500, poi c'è la Juventus a 1400 complessivi di tutti i giocatori finiti in nazionale. Se non sbaglio il Napoli è la squadra che ha portato più nazionali proprio con le rispettive nazionali, quindi questa cosa a me preoccupa parecchio, perché ragazzi, se Kvara ha fatto vedere cose bellissime con la nazionale georgiana, Raspadori idem con l'Italia, ma anche Lozano con il gol che ha fatto con la sua nazionale ha fatto vedere cose buone. C'è da dire però che quando ci sono queste partite così ravvicinate, io penso che nel giro di 44 giorni, non vorrei dire una cavolata, ci siano 12 partite, una cosa del genere, numeri allucinanti, praticamente ogni 3 giorni tu devi andare a giocare. Ecco, questi famosi 3 giorni di riposo, ragazzi, è uno di recupero, uno di riposo e poi vai a fare la rifinitura per la partita. Quindi è veramente difficile riuscire a tenere questi ritmi così elevati. Perciò nelle ultime ore si è parlato anche di Dombele. Ragazzi, Dombele che ha fatto benissimo in questi giorni a Castelvolturno, così fanno sapere i giornalisti, poi lo sapete. Prendetelo sempre per le pinzette queste notizie che danno sui giornali, perché a volte sono vere, a volte no, lo sapete anche voi. Si parla di un Dombele che dovrebbe partire proprio dall'inizio con la partita contro il Torino. Poi io spero che Luciano Spalletti domani ci levi qualche dubbio sulle condizioni fisiche sia di Politano sia di Osimhen. Ecco, Osimhen non credo, ragazzi, che possa essere della partita, cosa
che mi fa girare veramente i cojones, ragazzi, è che Politano ce l'ho io al fantacalcio e lo dovrò mettere in panchina perché non so se Politano gioca. Anzi, come detto, spero che domani Lucianone Spalletti dica quello che deve dire, una probabile formazione, cosa ne ha pensato di questi nazionali. Comunque, detto questo, ci siamo lasciati proprio con la vittoria contro il Milan, ragazzi. Questa vittoria ha fatto benissimo al morale. Si parla di uno stadio pieno intorno ai 45.000 spettatori, quasi 50, quindi quasi la massima capienza, penso, dello stadio Diego Armando Maradona. Poi sarà 55 se non sbaglio, 60, forse a 60 non ci arriva più il Maradona. Ai tempi era uno degli stadi più grandi d'Italia, poi hanno fatto quella maledetta copertura sopra al terzo anello che toglietela sta copertura, fatela nuova, fatela da fuori, una copertura nuova, bella, cioè fatela, perché il sindaco ha promesso tante cose anche sullo stadio e dai, diamoci una mossa, forza, forza, forza. Detto questo, continuare proprio sulla strada di Milano. Perché continuare sulla strada di Milano? Perché quella vittoria ci ha fatto benissimo al morale e occhio perché proprio con l'assenza di Politano e Zenischi, scusatemi, di Politano e Lozano, chi potrebbe dire che Raspadori non possa giocare esterno con Simeone prima punta in un 4-2-3-1? Queste sono mie supposizioni, ragazzi, sono mie supposizioni. Naturalmente, come dico sempre io, prendetele sempre con le pinzette, anche le mie probabili formazioni, però io penso sia in quel modo. Notizia di oggi che il buon Meret, ragazzi, sia molto vicino al rinnovo di contratto con il Napoli. Questa è una cosa che mi fa veramente, veramente tanto piacere. A differenza di alcuni di voi, ecco, perché voi lo schifate ancora al buon Meret, però io l'ho sempre sostenuto, l'ho sempre detto, diamo tempo a Meret, diamogli tempo, diamogli... E il tempo per ora mi sta dando ragione. Poi arriverà la papera, perché arriverà la papera, state tranquilli che la papera arriverà. La fanno i grandi portieri, la fa Andanovic, la fa Maignan, l'ha rifatte Buffon ai tempi d'oro, le ha fatte Neuer, le hanno fatte tutti le papere, quindi state tranquilli. Uh, io ho visto un video bellissimo negli ultimi giorni, perché poi il Napoli queste cose deve da bocconi, no? Questo video di Simeone che esce e riesce dal tunnel nuovamente e va sotto il settore degli ospiti dello stadio San Siro, o se Meazza, chiamatelo come vi parla, lo stadio del Milan, facciamo prima, e che va a esultare con i propri tifosi. Ragazzi, quando io vi dico che un legame fra argentini e napoletani è sempre una cosa di impatto, è carnale, io non so come mai fra i napoletani e gli argentini, forse perché abbiamo avuto Maradona, però c'è sempre stato questo amore con Sosa, con Lavezzi, non con Dadalo, perché Dadalo ce lo ricordiamo in quel 3-2 della rimonta del Napoli contro la Juventus. Vogliamo morire qui, seppelliteci qui allo Stadio Olimpico di Torino. C'ho anche il libro da qualche parte del buon Raffaele Auriemma. Vorrei dire un'ultima cosa prima di chiudere questo video, perché nelle ultime ore il buon Antonio Cassano ha fatto delle dichiarazioni alquanto ridicole, secondo me. Io sono uno di quelli che Cassano gli do peso, ma è il giusto, no? Perché oramai è un personaggio, diciamo più è un comico, di calcio ne capisce, sì, perché naturalmente ha giocato a livelli altissimi il buon Cassano, però uno che spreca quel talento lì in quel modo per me non merita nemmeno di andare in televisione o avere un podcast su Twitch o su altre piattaforme. Eccoci, diciamoci la verità. Detto questo, caro Antonio Cassano, tu hai detto che Maradona ha vinto con gli scarponi. Io non so, tu hai giocato nel Real Madrid dei Galattici. Ecco, caro Cassano, forse tu eri uno scappato di casa per quella squadra, perché eri veramente uno scappato di casa, uno che si presenta a Madrid con quel volpino addosso morto, cioè, no, hai fatto una brutta figura, caro Antonio. Giordano, Careca, Alemao, Ferrara, bimbo mio caro, ma sei sicuro che questa squadra era veramente così scarsa? Una squadra che ha battuto il Milan in campionato, ha vinto una Supercoppa europea, una Coppa UEFA, scusatemi. Caro Cassano, ma sei sicuro che Maradona giocava con gli scarsi? Certo, Maradona
ti faceva giocare meglio perché naturalmente avevi Maradona in squadra, non è che c'avevi uno scappato di casa proprio come li chiami tu. Quindi, caro Antonio, secondo me qualcosina va rivista nel tuo modo di vedere il calcio, di capire il calcio, secondo me, perché, caro Antonio, non è che se tu eri uno scappato di casa e hai fatto vedere qualcosa di buono, tutti quegli altri sono scappati di casa. Quindi, caro Cassano, Foces e state zitti. Sempre e comunque Forza Napoli dal vostro Neapolis 1926. Ciao a you.